Se lei potesse scegliere un lavoro per lei o per i suoi figli, quale preferirebbe? Ebbene, la risposta a questa domanda è molto molto chiara per gli abitanti del nord-est, per i veneti che nel 65% dei casi hanno risposto un lavoro dipendente, pubblico o privato che sia. È l'esito di un'analisi curata da Demos per l'Osservatorio Nord-Est del Gazzettino. Gli aspiranti autonomi fino a 20 anni fa erano oltre il 50%, quindi più di un veneto su due preferiva e sognava di mettersi in proprio, poi il progressivo declino, adesso soltanto il 35% immagina un futuro o anche il suo presente nel lavoro autonomo. Il restante 65% pensano che il lavoro dipendente sia meglio e questo sicuramente è un cambiamento avvenuto negli ultimi 20 anni qui a Nord-Est. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 16 marzo 2022, la prima notizia del giorno riguarda il lavoro e le aspirazioni di chi vive a Nord-Est, che sceglie prevalentemente il settore privato. Il 34% preferiscono o preferirebbero lavorare come un lavoro come dipendente nel settore privato, il 31% come dipendente pubblico, soltanto il 35% rimanente pensa che sia preferibile lavorare e mettersi in proprio. Cambia il nord-est quindi e si vede anche nell'analisi del fattore generazionale. Se è vero che la fascia tra i 25 e i 34 anni è quella in cui è ancora maggiore l'ambizione e la preferenza per il lavoro autonomo, con un 42% a favore di questa tipologia, convinti che questa sia la tipologia di lavoro preferibile, ebbene i giovanissimi, quindi tra i 18 e i 24 anni, che probabilmente si affacciano al mondo del lavoro e a questa fase della vita caratterizzata dalla necessità di lavorare, ebbene per il 49% l'ambizione è quella di un lavoro da dipendente privato, il 25% preferisce il lavoro pubblico, mentre soltanto il 26%, quindi sostanzialmente una quota analoga, preferisce mettersi in proprio e affrontare il lavoro autonomo da libero professionista. La notizia naturalmente sul Gazzettino di oggi. Noi torniamo però a occuparci invece del caro prezzi. Ieri la notizia della richiesta da parte di alcune associazioni dei consumatori di verifiche e controlli sulle possibili speculazioni sui prezzi appunto dei prodotti anche alimentari in vendita nei negozi, nei supermercati. Ebbene, la notizia di oggi è che sono partiti degli esposti in procura e iniziati anche controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza. La notizia sul Corriere del Veneto: verifiche delle fiamme gialle su carburante e beni di prima necessità. La richiesta, la proposta di Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico: la regione istituisca l'osservatorio sulle speculazioni, un osservatorio permanente sui prezzi, quindi per verificare ed evitare che vi siano speculazioni assolutamente ingiustificate. Sulle pagine dei quotidiani di oggi ci sono una serie di reportage relativi appunto al caro prezzi. Ad esempio, sempre sul Corriere del Veneto abbiamo un articolo dedicato all'aumento dei prezzi nel comparto edile, tegole, ferro e isolanti. Una casa oggi costa il 25% in più. Naturalmente è il caro energia che innesca appunto una spirale, un circolo vizioso in qualche modo, che porta aumenti ulteriori anche sui materiali. E c'è anche il caso della latteria
che ha deciso di abbattere le mucche, alcuni capi, perché era troppo costoso nutrirle, quindi non si riescono a sostenere le spese dei mangimi e si decide di abbattere le mucche. Il prezzo del mangime appunto è raddoppiato, dicono i produttori, mentre quello del latte è fermo. Chiaramente questo pone gli allevatori di fronte a scelte forse difficili, ma che vanno fatte. Sul Gazzettino di oggi invece una notizia curiosa, diciamo, farà forse sorridere alcuni. C'è stata la firma dell'intesa tra la Regione, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e CAV, la firma per il treno a levitazione magnetica. Parliamo di Hyperloop, un prototipo da 4 milioni di euro, quindi si tratta appunto del treno concepito come una struttura sopraelevata in cui delle capsule adibite al trasporto merci oppure di persone scorrono dentro appunto un tubo, sostanzialmente 1000 km/h, la velocità a cui potrebbe correre il treno con questa tecnologia. E appunto ieri c'è stata questa firma da parte di Zaia, del ministro Giovannini, e di Di Bernardo di CAV. L'ipotesi è quella di un sistema per il trasporto merci da Padova a Mestre. Allo studio il carico passeggeri, c'è anche la possibile estensione fino alla città scaligera. Intanto comunque si parla appunto di un prototipo da 4 milioni di euro. E è interessante perché aprendo la pagina di Wikipedia e cercando cosa sia questo Hyperloop, si legge testualmente: Hyperloop, letteralmente iperanello o iperciclo, è un'ipotesi di tecnologia futuribile per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri all'interno di tubi a bassa pressione, in cui le capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressi d'aria. L'infrastruttura legata al sistema Hyperloop dovrebbe essere costituita da un doppio tubo sopraelevato in cui possono scorrere delle capsule adibite al trasporto. Quindi insomma una tecnologia futuribile. C'è di mezzo anche Elon Musk, una storia che va avanti da qualche anno, forse un decennio, ma siamo ancora nell'ambito delle idee, delle ipotesi. Vedremo se questo progetto da 4 milioni di euro arriverà effettivamente a un'infrastruttura utile appunto quantomeno al trasporto merci tra Padova e Mestre. Ricordiamo naturalmente che sempre su quella linea si sta completando in questi anni, in questi mesi, la TAV, il collegamento TAV, che sempre al trasporto merci dovrebbe servire. Voltiamo pagina. Sul Gazzettino di oggi un caso, una polemica. Voleva entrare in fiera senza il Super Green Pass, ma il titolare della Hausbrand, noto marchio italiano di caffè, è rimasto fuori. C'è stata una polemica, si è arrabbiato, ha detto inaudito, parla di danno morale e materiale. L'imprenditore aveva anche partecipato a manifestazioni contro il Green Pass. La replica della fiera naturalmente è che questo è quanto prevede la legge, ma insomma questo caso ha sicuramente richiamato grande attenzione. Appunto il Gazzettino gli dedica un articolo, ed è in qualche modo curioso il fatto che si dia tutta questa rilevanza in qualche modo a un caso di un imprenditore che sicuramente si sarà scocciato per divieto e il rifiuto da parte della fiera di ammetterlo appunto all'interno dei locali, essendo sprovvisto di Super Green Pass. Va anche ricordato che queste sono le regole a cui milioni di cittadini italiani sono, diciamo, sottoposti e con le quali si devono misurare quotidianamente da qualche mese, non certo da ieri. Quindi rapidamente voltiamo pagina, ma insomma era curiosa anche questa notiziola. Parliamo di cose invece ben più serie. I disturbi alimentari sono in crescita.
ne soffre addirittura una donna su 10. Quasi il 10% delle ragazze tra i 15 e i 25 anni appunto soffre di un disturbo alimentare parziale o subclinico. Ne parla il Mattino di Padova, i quotidiani del gruppo GEDI di oggi. Ieri era la giornata dedicata a bulimia, anoressia, la giornata nazionale del fiocchetto lilla, appunto nata per sensibilizzare sui disturbi alimentari che colpiscono moltissime persone, come appunto stavo dicendo. In Veneto è a Portogruaro il centro regionale di riferimento per i disturbi alimentari. Alcuni dati ulteriori: nella popolazione femminile sempre la frequenza è di un caso ogni 200-300 persone per l'anoressia nervosa. Siamo all'1-2% invece, quindi un caso ogni 50-100 persone per bulimia nervosa. Le percentuali si alzano tra gli adolescenti, si stima che nel corso della vita fino al 2% delle donne si ammali di anoressia nervosa e il 4% di bulimia nervosa. E appunto, come dicevamo, una giovane donna su 10 soffre di un qualche disturbo alimentare parziale o subclinico. Comunque una giornata importante, quindi quella celebrata ieri del fiocchetto lilla, e sono malattie queste di cui probabilmente si parla ancora troppo poco. L'ultima notizia di oggi invece è una flash, arriva da Verona. La Lega, cioè il giudice sportivo della Lega di Serie A ha deciso di chiudere la curva sud per un turno, questo dopo i cori razzisti e gli striscioni contro i tifosi napoletani. Stiamo parlando ovviamente dell'Hellas Verona, quindi di quanto successo dopo la partita del Verona con il Napoli. Le sanzioni riguardano appunto i cori razzisti partiti dai tifosi dell'Hellas, mentre lo striscione famoso che ha fatto discutere per l'implicito invito a bombardare Napoli, comunque l'associazione con il conflitto in Ucraina, ebbene lo striscione era affisso fuori dallo stadio, quindi nessuna sanzione per questo. E la FIGC in qualche modo assolve la società veronese che si è dissociata appunto dallo striscione e dalle azioni dei tifosi ultra dell'Hellas, della squadra. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.